Quella di oggi è un'occasione importante per fare il punto sullo stato di attuazione del regionalismo italiano, in generale con riguardo al titolo quinto della Costituzione e in particolare con riguardo al regionalismo differenziato. Siamo qui in questo seminario appunto promosso dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Università di Padova per aprire questa riflessione alla luce delle importanti sentenze della Corte Costituzionale che hanno dato delle indicazioni particolarmente significative su come si potrà attuare il regionalismo differenziato, in quale misura e con quali garanzie. Quindi riprende un percorso di riflessione anzitutto scientifico, grazie alla collaborazione col Dipartimento di Diritto Pubblico dell'Università di Padova, che muove proprio dalle sentenze della Corte, dalle garanzie indispensabili di eguaglianza dei diritti costituzionali nell'attuazione di questo processo, che dovranno essere coniugate con le esigenze dell'autonomia territoriale nella prospettiva anche dell'attuazione del regionalismo differenziato.